Quest'anno a Carpesica c'è una grande novità. Di che cosa si tratta, Don Matteo? Allora, più che una novità è un cambio di format, nel senso che, come potete vedere poi anche dalle immagini riprese dalla tenda TV, abbiamo allestito per il quarto anno consecutivo una mostra di Lego mista a modellismo classico. Perché parlo di cambio di format e Federico ha parlato di novità? Perché quest'anno abbiamo voluto fare le cose un po' più in grande, nel senso che l'idea di partenza è stata quella di creare un piccolo Comics and Games, il primo nella città di Vittorio Veneto, e cioè associare a questa mostra un evento, abbiamo dato il nome Carpesicon, da Carpesica e Convention, nella quale si mischiano appunto modellismo, giochi da tavolo, giochi di società, escape room. Che cosa troveranno quindi i visitatori? Allora, troveranno appunto questa esposizione di mattoncini con diorami vari, set classici, la possibilità di cimentarsi, soprattutto per i più piccoli, con la costruzione libera. Metteremo a disposizione dei mattoncini appunto per i bambini, un piccolo concorso di trova la minifigure particolare e appunto diorami dal punto classici, agricolo, oppure anche dal punto di vista di monumenti vari. Mentre nell'area dell'ex supermercato all'inizio di Via della Chiesa, assieme ai giocatori in scatola di Tana del Goblin di Vittorio Veneto, il primo fine settimana ci saranno giochi da tavolo, giochi di società per tutti. Mentre nel secondo fine settimana, grazie ai viandanti di ruolo, sempre di Conegliano e la loggia degli realisti di Treviso, la possibilità di cimentarsi con giochi di ruolo vero e proprio, Dungeons and Dragons e via dicendo. Nel contempo, sempre nella seconda settimana, saranno presenti 2 espositori con dei giochi di ingegno, laboratori per i più piccoli, anche grandi se volessero, e artigianato locale. Mentre nelle stanze del catechismo e la canonica, entrambi i fine settimana sarà possibile cimentare la propria abilità in un escape room. Dove nasce la passione di queste costruzioni, alcune molto anche complesse e articolate, dei famosissimi mattoncini? Allora, parlando personalmente, è una passione, potremmo dire, atavica, ereditata un po' da mio padre. Diciamo che il mio primo Lego l'ho avuto a 1 anno di vita e da allora non l'ho mai smesso. Come me, anche se la cosa è un po' di nicchia e sta esplodendo adesso, altri appassionati appunto si sono fatti vivi. Per dire, gli anni scorsi ho esposto opere che avevo realizzato io, quest'anno in teoria non dovrebbe essercene nessuna delle mie, tanto la cosa si è diffusa attorno, tanto tra piccoli quanto adulti. Per dire, la ruota panoramica che vedete alle mie spalle è la progettazione di un autore, De Marchi, Luca De Marchi, che abita a San Giacomo e l'ha progettata da zero e realizzata, per dire. Ecco. E come nasce l'evento? Nasce grazie ad un altro appassionato come me, Carlo Fadel, che è il coautore dell'evento di Oderzo, che da anni mi dice dai che facciamo qualcosa, e finalmente da parroco ho approfittato dei locali della parrocchia. Ecco, un modo questo anche per avvicinare, immagino, i giovani, perché un evento di questo tipo suscita comunque molta curiosità. Esatto, suscita tanta curiosità, soprattutto per il fatto che i mattoncini hanno sempre attirato grandi e piccoli, e fatto appunto in concomitanza con quelli che sono i festeggiamenti del patrono San Daniele, fa da volano tanto alla sagra quanto la sagra fa da volano all'evento. Diamo quindi l'appuntamento qui a Carpesica quando? Allora, le date sono dall'11 al 13 e dal 18 al 21 di luglio. Gli orari sono dalle 5 del pomeriggio fino alle 22:30 circa, e se qualcuno venisse fame trova lo stand enogastronomico a fianco. Quindi ce n'è per tutti i gusti, l'invito qual è? L'invito è quello: venite numerosi, sappiate che non c'è nessun biglietto d'ingresso, se qualcuno vorrà essere generoso le entrate a coprire le spese poi andranno per i giovani della parrocchia.